Giornata di pesanti disagi a Venezia per lo sciopero della CTV, Piazzale Roma in tilt, lunghe code sul Ponte della Libertà, task force della Polizia Municipale. Attimi di paura questa mattina dopo mezzogiorno a Chioggia, dove c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita in città e su tutto il litorale. Un'indagine per studiare i casi di tumore e malattie legate allo smog, a chiederla alla Municipalità di Venezia Murano-Burano, che annuncia una mobilitazione generale. Verranno introdotti nuovi criteri per tutelare le fasce più deboli, i canoni delle case ATER, l'ISEE sarà alzato, lo assicura l'assessore regionale sociale Emanuela Lanzarina. Troppe falle nel regolamento del contributo d'accesso a Venezia, secondo il consigliere comunale del PD Emanuele Rosteghin, questa amministrazione dice è sorda. La denuncia di un residente ai nostri microfoni, via Manina Mestre, troppi vivacchi e i bar della zona non facilitano la situazione. Droga e borseggi sono fenomeni sempre più diffusi alla stazione di Mestre, il bilancio dei 3 anni d'attività del dirigente della Polfer che va in pensione. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale dedicato alle notizie da Venezia e provincia. Quella di oggi è stata una giornata di passione a Venezia per lo sciopero del trasporto pubblico locale, Piazzale Roma in tilt, lunghe code sul Ponte della Libertà. Malissimo, una vergogna, specialmente i servizi che non funzionano verso l'ospedale. Ci sono persone malate che devono andare in ospedale, devono fare a piedi da Rialto fino all'ospedale, non le dico altro. Sono alle 8 di stamattina che giriamo. C'è chi è esasperato, chi semplicemente rassegnato, uomini e volti di un'ordinaria giornata di sciopero che a Venezia più che altrove ha registrato punte di caos con lunghe code sul Ponte della Libertà sia verso il Tronchetto che per i parcheggi, e c'è anche chi tra i residenti non rinuncia a dare una mano ai turisti disorientati. Diciamo che do una mano a tutti quanti, poveretti come me, anche a me dovevo andare a Mestre ma mi rimango qua anche a me, però sono diciamo prospetto a dare una mano sia a turisti che italiani, ecco. A vigilare sulla circolazione la Polizia Municipale, allertata fin dalle prime ore del mattino e dislocata nei punti nevralgici del comune, terraferma compresa. È una giornata di intenso traffico, le pattuglie sono sul posto per agevolare la viabilità, ci vuole un po' di pazienza perché ovviamente in assenza di mezzi pubblici molte persone utilizzano l'auto anche per venire a prendere conoscenti e parenti in Piazzale Roma, che è un nodo di viabilità abbastanza complicato. E anche qui le categorie umane si sprecano tra chi spera e chi ce l'ha fatta. Confido che arrivi il mezzo per arrivare in via Cappuccina, vedo che ce ne sono degli altri, per cui spero che arrivi anche questo il numero che aspetto io. È tra i fortunati? Sì, ho fatto la corsa ma ci sono riuscito. Ce l'abbiamo fatta? Anche stamattina ce l'abbiamo fatta. Bisogna farcela sempre da 30 anni ormai, tra scioperi e menate varie. Alta l'adesione dunque dei lavoratori allo sciopero, nella navigazione attorno al 53%, con punte addirittura superiore al 70% nel settore automobilistico. In pratica più di un lavoratore su 2 si è fermato e ha incrociato le braccia. Inevitabile la paralisi dei trasporti a Venezia e provincia durante lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato generale di base. L'adesione più alta nell'automobilistico, ma i disagi maggiori si sono registrati in centro storico, vista la mobilità speciale dei mezzi sull'acqua. A fare da colonna sonora le inevitabili proteste dei pendolari. A CTV, l'azienda di trasporto pubblico locale a Venezia, ha fatto sapere che oltre ai servizi minimi garantiti sono state effettuate parecchie corse straordinarie non previste in caso di sciopero, ma questo non ha evitato i disagi. La percentuale di adesione questa mattina in navigazione era intorno al 53%, ciononostante oltre ai servizi garantiti, ai servizi minimi garantiti di collegamento con le isole, sono state inserite numerose corse. Elencati dall'azienda alcuni servizi straordinari effettuati, ma i problemi su tutta la rete sono stati inevitabili, visto che l'adesione complessiva è stata in media superiore al 60%. Aggiuntive in linea 2 tra Piazzale Roma e Tronchetto, tra Piazzale Roma e Rialto e tra San Zaccaria e Tronchetto. La percentuale maggiore di adesione allo sciopero si è
riscontrata nell'automobilistico. Per quanto riguarda invece l'automobilistico, la percentuale di adesione è intorno al 70%, sono state inserite oltre alle fasce di garanzia dove è assicurato il servizio regolare, alcune corse in linea tranviaria. Attimi di paura questa mattina a Chioggia, dove è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. La terra ha tremato a Chioggia. È successo 28 minuti dopo mezzogiorno nel mezzo della laguna. Si è sentita una scossa di magnitudo 3.3, registrata dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia nel Mare Adriatico, a pochi chilometri dalla costa. Il sisma, a profondità di 8 chilometri, è stato avvertito distintamente in un'area piuttosto vasta, da Chioggia a Venezia e Jesolo. Uno sciame sismico che ha interessato l'Italia, con scosse di terremoto minime e che poi hanno colpito anche il Mare Adriatico proprio davanti a Chioggia. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma c'è stata molta preoccupazione tra i numerosi turisti presenti in città. Un'indagine epidemiologica per studiare i casi di tumore e malattie legate allo smog. A chiederla la Municipalità di Venezia Murano Burano, che oggi ha lanciato la mobilitazione generale. Io sono pronta a denunciare il sindaco e ad affrontarlo anche in un dibattito pubblico, così lui tirerà fuori le sue carte e noi tireremo fuori purtroppo i nostri morti. Il terribile sospetto, per qualcuno la certezza, è che lo smog a Venezia stia mietendo vittime nell'indifferenza di chi dovrebbe vigilare, da qui una richiesta ben precisa a Comune e autorità sanitarie. Noi vogliamo che sia eseguita un'indagine epidemiologica sullo stato di salute dei cittadini, perché qui la gente muore e non si scherza e gli altri se ne stanno fregando. Anche per questo la battaglia iniziata da Zelarino qualche tempo fa e poi allargatasi ad altri quartieri della terraferma è arrivata nel cuore della laguna, sostenuta dalla Municipalità di Venezia Murano Burano. È un problema legato ai natanti, è un problema legato al traffico acqueo, è un problema legato ai fughi delle grandi navi. La cittadinanza è preoccupata, è molto preoccupata e da un anno sta aspettando risposta. E da un anno che appunto sono state presentate ben 1000 firme. Intanto sono già comparsi i primi striscioni della protesta e lo slogan "No smog" nell'era dei social non poteva che diventare anche un hashtag, e c'è chi chiede anche rilevamenti più frequenti e diffusi. La cosa più evidente di tutte credo sia una carenza di centraline di rilevamento e di dati effettivi in vari punti della città su quello che è l'inquinamento atmosferico e sulle conseguenze che questo ha. Conseguenze che per chi è sceso in piazza sono letali. Sicuramente 8 casi vicino alla mia abitazione. In quanto tempo? In 2 anni. Mi pare abbastanza, no? Torniamo a parlare della legge di riforma delle ATER. Verranno introdotti nuovi criteri per tutelare le fasce più deboli, in particolare sarà alzato l'ISEE, lo assicura l'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin. Non è ancora stato cambiato, si sta lavorando, i 7 gruppi tecnici provinciali hanno finito il loro lavoro, a breve ci saranno dei provvedimenti che andranno a, diciamo così, insomma, tener conto di quelle situazioni e di tutelare soprattutto le fasce più fragili e più deboli. L'assessore regionale alla sanità e al sociale del Veneto Manuela Lanzarin conferma l'impegno della Regione a modificare in parte, introducendo criteri nuovi, la legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale. Il caso ATER arriva così ad una svolta. E dopo la giornata di ieri di alta tensione anche in Consiglio Comunale a Venezia, con gli inquilini ATER sul piede di guerra a Cafarsetti, si intravede un nuovo spiraglio di luce verso il sereno. Pensiamo agli anziani, che sono la maggior parte, oppure alle persone disabili. Ma l'indiscrezione che ci sarà qualche cambiamento, l'innalzamento dell'ISEE? Si sta lavorando su questo. L'assicurazione arriva dal Lido di Venezia, dove l'assessore ha preso parte, insieme a Monsignor Luigi Mistrò, presidente della Commissione per le strutture sanitarie cattoliche presso la Santa Sede, e al direttore generale dell'US 3 Serenissima Giuseppe Darben, alla presentazione della nuova gestione dell'ospedale San Camillo degli Alberoni, passato alla congregazione delle Suore Mantegate di Pistoia. Incalzata però anche sulla vicenda ATER, Lanzarin non si è sottratta alle domande.
In sostanza, l'impianto della legge rimarrà invariato, ma si va verso un innalzamento della soglia dell'ISEE a 30.000 euro per i vecchi inquilini, lasciando invariato a 20.000 euro il limite attuale per i nuovi ingressi. A breve la pubblicazione delle modifiche. Quando ci sarà una soluzione? Ma io penso nell'arco di una decina di giorni. Troppe falle nel contributo d'accesso a Venezia, secondo il consigliere comunale PD Emanuele Rosteghin. Questa amministrazione dice è sorda. Sentiamo. Per l'ennesima volta assistiamo a un rinvio di questo contributo d'accesso, adesso viene introdotto con l'ultimo regolamento al 1° di luglio, quindi di fatto è destinato a essere messo in funzione con la prossima amministrazione, visto che a maggio c'era comunque le elezioni. Si parte dunque il 1° luglio 2020. Ai visitatori di Venezia non pernotanti sul territorio comunale o in strutture venete convenzionate con il comune sarà chiesto il contributo d'accesso che andrà dai 3 agli 8 euro. In Consiglio Comunale è stata approvata la modifica al regolamento di attuazione, ma ci sono degli aspetti, sottolinea l'opposizione, che andrebbero riesaminati. Il dato più emblematico è che i parenti dei residenti della terraferma fuori dalla regione dovranno pagare la tariffa intera di accesso alla città qualora dovessero venire a trovare i parenti per andare poi a Venezia, cosa che invece non devono fare tutti i residenti del Veneto oppure magari qualche turista che viene nel nostro litorale. Insomma. Quindi ci sono delle evidenti differenze che noi abbiamo posto all'attenzione di questa amministrazione, ma che, come sempre questa amministrazione è stata sorda. L'emendamento presentato dall'opposizione non è servito a molto. Il dato preoccupante però non è soltanto il contributo d'accesso che viene rinviato per l'ennesima volta, ma che di fatto questa amministrazione in questi 5 anni non ha voluto e non ha saputo gestire il tema più importante oggi, soprattutto per il Venezia centro storico, cioè il tema della gestione dei flussi turistici. Abbiamo visto i varchi che poi sono apparsi e poi non sono stati mai chiusi e poi sono stati tolti. È stato detto che da 2 anni che si vuole contare i turisti, adesso l'ultimo annuncio è per Carnevale del 2020. Nel frattempo l'unica cosa che abbiamo visto apparire in modo evidente in tutta la città sono i numerosi alberghi, gli autobus pieni, una condizione di vita che difficilmente può essere sostenibile per i nostri residenti. Nei documenti di viaggio non c'era traccia del luogo di destinazione, l'indicazione del numero dei passeggeri era inferiore a quella reale. Sono alcune delle violazioni commesse da autisti di autobus turistici che nell'ultimo periodo sono stati fermati dalla Guardia di Finanza di Venezia e non erano in regola con la documentazione. 26 le violazioni accertate per un totale di circa 40.000 euro di multe. Gli autisti sanzionati erano di nazionalità polacca, ucraina, rumena, ungherese e curavano per lo più il trasporto di turisti di origine orientale. Le irregolarità riscontrate, spiegano i finanzieri, sono sintomatiche di possibili forme di concorrenza sleale nei confronti delle aziende nazionali del settore. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in diretta per parlare di degrado in centro a Mestre. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Spazio alla rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad antenna, con la denuncia di un residente in via Manin a Mestre. Troppi bivacchi e i bar della zona, dice, non facilitano certo la situazione. Vediamo. Ci sono delle attività commerciali che danno da bere a dei disadattati, a dei clochard qui locali che hanno il convitto a poca distanza qui da via Spalti e praticamente stazionano in questi bar dalla mattina alla sera bevendo e fumando, naturalmente facendo i loro bisogni fisiologici sulle mura delle case. Un problema che si ripete. A Mestre in determinate ore del giorno e della notte via Manin si trasforma in luogo di bivacco e degrado, a pochi passi dal centro di accoglienza di via Spalti, dove trovano rifugio i senza tetto, che però poi vengono riforniti di alcol nei bar, incuranti della loro situazione che spesso comprende l'uso di psicofarmaci. Queste persone, che sono, io li definisco invisibili, dovrebbero essere veramente aiutati. Se ci sono del comune, degli assessorati che appunto danno una mano a queste persone disadattate, io faccio un appello che vengano veramente prese in considerazione, perché lasciate così allo sbando di se stessi, proprio anche per l'integrità dell'essere umano.
E tante persone, i cittadini, passano per di qua, ma siccome non vengono presi in prima persona si girano dall'altra parte, ma la città è di tutti, perciò cerchiamo di essere solidali con queste persone. Ma questa non è l'unica zona presa di mira. Tempo fa, aggiungo, a 2 passi dal municipio, un signore, praticamente anche lui un clochard, era praticamente disteso su se stesso e ripiegato su se stesso e aveva appunto i propri liquami che lo circondavano, la gente lo bypassava proprio come fosse un invisibile. Io che ho avuto una carriera come vigile del fuoco ho detto ma caspita, vediamo di prendere dei provvedimenti, ho chiamato la polizia municipale, è intervenuta, ma è sempre nei limiti del possibile. Io faccio un appello che le istituzioni si prendano le loro responsabilità e che portano a fine questo problema, insomma, che è un problema di disagio anche per le nuove generazioni che transitando vedono come finiscono questi poveri cristiani. Il dirigente della Polfer di Mestre, Giorgio Sanna, va in pensione nel salutare un bilancio di questi ultimi anni di attività. 59 arresti, 900 denunce, 8.500 pattuglie in ambito ferroviario, oltre 39.000 persone identificate. Sono alcuni dei numeri degli ultimi 3 anni di attività della Polfer, resi noti dal comandante della sezione di Mestre, Giorgio Sanna, che tra qualche giorno andrà in pensione e ha visto un miglioramento in zona. A Mestre in stazione la situazione è migliorata notevolmente dopo l'operazione effettuata l'anno scorso, è cambiato completamente l'ambiente anche intorno alla stazione e quindi è sicuramente di maggiore sicurezza e maggiore tranquillità. Classe 1959, originario di Sassari, con un'intensa attività tra la Sardegna, l'Emilia Romagna, poi il Veneto, Sanna era sul posto quando è stata trovata la prima vittima della cosiddetta eroina gialla. Abbiamo trovato purtroppo questa ragazza che già conoscevamo, logicamente per l'attività che svolgiamo, che non si è più svegliata. Poi c'è stata altre disgrazie di questo tipo, poi le attività si sono comunque andate a buon fine perché con la squadra mobile abbiamo collaborato affinché si potesse cercare di emarginare il più possibile questo fenomeno. Uno dei fenomeni più difficili da gestire, evidenzia poi, è quello dell'immigrazione. Purtroppo i fenomeni, se si dovesse fare una percentuale delle attività nostre, viene svolta maggiormente proprio con una percentuale direi del 70-80% su personaggi extracomunitari. Sicuramente a monte bisognava pensare di adottare misure di tipo diverso per avere un maggiore controllo su tutto il territorio e quindi cerchiamo di porre maggiore attenzione all'attività che svolgiamo, ma il fenomeno maggiore qua è quello legato al mondo dello stupefacente e purtroppo ahimè anche a qualche borseggiatore. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo subito dopo i telegiornali torna come sempre 20:10, questa sera si parlerà di bancomat e pagamenti elettronici. È tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione dunque sarà un sabato all'insegna del bel tempo e di un clima davvero molto mite. Vediamo nel dettaglio la situazione del 26 ottobre. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, specie sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 22 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia con tanto sole dappertutto e cielo sereno. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi.
Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11 gradi, le massime tra i 23 e i 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.